Playtime. Vai, Seminonda! Sì, lasciatemi godere questi applausi, sì, dai, sì, bene, tutto genuino. Ditemi, è vero che genuinamente voi applaudite? È vero, sì, fatemi fare delle figure, basta, per la serie Playtime, ho tempo del divertimento, io vi darò, e state attenti anche a casa perché vi do delle dritte incredibili. Le dritte sono guardare attentamente, anche a scopo culturale, le televisioni private. Voi mi direte, è impossibile a scopo culturale guardarle, però c'è il sistema. Per esempio, c'è gente che si cura guardando le televisioni private. Sapete che ci sono questi personaggi nati con le televisioni libere, tipo il medico omeopatico. Quello che sapete cos'è l'omeopatia? Se tu hai un raffreddore, no? Loro ti iniettano i germi del raffreddore e ti dovrebbe passare il raffreddore. Se però hai la dissenteria, cosa ti iniettano? Poi ci sono le cure, queste cure alternative. C'è, ad esempio, ti curano mediante i colori, con i colori. Ma guarda che non sono cose che mi invento io, sei lì, c'hai la pressione alta, guardi il rosso, ti si abbassa, c'hai la pressione bassa, guardi il verde, ti si alza, se sei daltonico state attenti che esplodete perché succedono delle cose incredibili. E poi ci sono nelle televisioni, si vedono i corsi di agopuntura. Sapete l'agopuntura, a parte che fa benissimo, e lo vediamo dai ricci, stanno benissimo i ricci. È bella questa, che bella. Si va bene, fermi. Dicevo, l'agopuntura, a parte, è l'unica cosa che è costosissima. Ad esempio, curano con l'agopuntura lo smettere di fumare. Ti mettono un ago qua, smetti di fumare. Io le ho tentate tutte per smettere di fumare. Ho letto tutto sul fumo. E infatti adesso ho smesso di leggere, perché fumo ancora. A parte questa, non applaudi. Dicevo che costa tantissimo, perché vai da un medico, ti mette un ago nell'orecchio, 80.000 lire. 80.000 lire un ago? A me nelle orecchie mi cedevano per 80.000 lire, mi ci devo mettere una macchina da cucire intera, se no niente da fare per 80, ma stiamo scherzando. Poi ci sono personaggi strani, tipo l'astrologo. L'avete mai visto alla televisione l'astrologo? Quello che cura tutto per telefono. Drink, pronto? Sì, lei come si chiama? Non mi dica niente! Non mi dica niente, lo so cosa, il suo problema è di origine morbosa. Il suo problema è di origine... Io qui non posso dire niente, venga nel mio ufficio, Piazza Dante 4, 85.000, tutto compreso. Qua non posso dire niente, il suo problema matrimoniale. Poi ha telefonato una bambina di 7 anni. Sono queste cose. E arriviamo ai telefilm, alle novelas, che sono belas. Belle le novele. Quelle Dancing Day, 1500 puntate. C'è stata un'annunciatrice all'800esima, doveva fare il riassunto, si è suicidata. Detto, non ce la faccio più. Poi ci sono silenzio che mi monto la testa. Poi ci sono quelle Dallas. Dallas ha condizionato tutto il mondo. Dallas, le famiglie normali non parlano più di problemi in casa, sai che si telefonano perché, non so, la Toscana è indietro di una puntata rispetto alla Sicilia. Allora si telefonano tra parenti siciliani e toscani, telefonano da te in Sicilia come JR le ha venduti il petrolio. E la mizzica che JR il petrolio, da te come andate? L'altra, ma rimma maiala JR non l'ha venduta, è un bischeraccio. Cioè, ma parlano di problemi tra loro, i familiari, già hai barili di petrolio e poi magari non hanno le 1.000 lire da metterci un litro di benzina nella macchina, perché siamo a questi livelli. Poi JR, fermi, che JR ha fatto un successo, c'ha sempre sto cappello JR, esce dalla doccia col cappello, non dorme mai a casa una volta, c'ha sempre un amante che va da questo amante che gli ha pagato appartamento e lui entra e fa: ciao JR, cosa vuoi? Fammi un drink. Si siede, si leva il cappello un attimo perché poi se lo rimette e dice: JR, vuoi qualcosa lei? Vuoi qualcosa, sai? No, anzi vado via subito, e se ne va. Non si è capito. Poi c'ha una moglie su Ellen.
Su Ellen, quella povera peripatetica lì, che è scappata da JR e si è fidanzata con uno che è impotente. E che gli dice sì, come si chiama? Dusty, che gli dice Dusty, io ti amo. E lui no, io sono impotente. E si è fidanzato con una cavalla. L'avete letto? Ci sono robe da pazzi. E poi ci sono personaggi, fermi! Ci sono personaggi, quelli delle aste, l'avete mai visti? Le aste per televisione. Che io divento i tappeti. Che prima erano quelli che andavano sulle spiagge, prendi tappeti orientali, 12.000. Adesso sono in televisione. Sono in televisione che ti vedono dei tappeti. Guarda che Bucara, un modello Bucara, c'ha dei buchi così per fuori. Bucara, poi guardate che trama, fanno delle trame mica da ridere lì, no? Perché dietro hanno le vecchiette che lo cuciano mentre lui parla. E poi quelli dei quadri mi hanno fatto diventare pazzo. Coi quadri, quando arriva l'asta dei quadri c'è questo banditore d'asta che fa. Ed ecco signori, per la prima volta, ecco questo Pralini. Non si sa chi sia, ma lui dice, lui fa questo Pralini, chi non conosce Pralini? Tutti, chi non conosce Pralini? Pralini è stato della scuola dei pralinesi, il nonno Giorgio Pralini faceva già delle pralinate, allora questo quadro, il costo di mercato di questo quadro è 12 milioni e mezzo. Chi offre 3.500 lire? Che abbiamo una fame che non ce la facciamo. Aia! Aia! È finita anche questa volta. È finita. Grazie. Ora vi faccio vedere la massima. La massima Ugo se l'è sciroppata. Un attimo, perché lui se non si sciroppa un po'... Ah! Un attimo, no, è qua. Ecco, è tra la tonsilla. Eccola lì la massima, aspetta. Eccola. Eccola, la massima di Ugo. Guarda che se la voleva mangiare questa. La massima di questa volta. A te, no, un attimo. A Suellen non far sapere che è meglio il cavallo del cavaliere. Ciao a tutti!